Dell'Interno Roberto Maroni è giunto oggi pomeriggio a Venezia per definire con la Presidente della Provincia Francesca Zaccariotto e con il Prefetto Michele Lepri Gallerano un patto territoriale per la Provincia di Venezia, provincia che ha caratteristiche speciali. Nel telegiornale di domani vi trasmetteremo un ampio servizio, adesso invece sentiamo un breve passaggio dell'intervento del Ministro Maroni. Nell'ambito della competenza della Regione, che sarà presente, noi vogliamo definire questo piano specifico sulla sicurezza, tenendo presente la specificità anche dal punto di vista delle tipologie di reati che vengono commessi, delle necessità, delle richieste che vengono in termini appunto di presidio di uomini delle forze dell'ordine. Ci metteremo subito al lavoro e l'intenzione è quella di definire, firmare, sottoscrivere il patto diciamo il 4 di dicembre, che è Santa Barbara, non c'entra molto con il patto, ma c'entra con Venezia e con il Ministero dell'Interno, perché, me lo do come notizia in anteprima, il 4 dicembre faremo a Venezia la festa appunto di Santa Barbara, una festa che riguarda il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che finora si è fatta sempre a Roma e che da quest'anno faremo in forma itinerante ogni anno toccando una città diversa, cominciando da Venezia perché qui ci sono le reliquie di Santa Barbara e in quel giorno, in quell'occasione certamente sarà definito il patto e quello può essere il momento, l'occasione per sottoscriverlo e per farlo decorrere quindi dal 1° gennaio del 2010.